Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Shock puro in casa come in GP. Cambi di regolamento annunciati in Messico e vanno a toccare i motori. Quindi se non riesco a salvare tutti i componenti del motore, il prossimo anno avremo una macchina di merda. Lasciamo perdere. Sì, però Pensi che stiano facendo il meglio che possono? non mi interessa dell'AS. Vabbè raga, siamo ancora alle prove libere, ci vediamo dopo le qualifiche. Speriamo. Signore e signori, benvenuti a Città del Messico, la città più popolosa del Nord America, oltre che sede, ovviamente, del Gran Premio di Formula 1. C'è il tutto esaurito su una delle piste più corte del calendario di Formula 1. Il pubblico è pronto per fare un grande tifo a chiunque riuscirà a lottare per il podio. Manca poco e si parte! L'autodromo Hermanos Rodriguez prevede un tracciato di 4,2 km che permette di sfruttare al massimo la potenza dei motori. Le auto arrivano a toccare i 354 km/h e la conformazione della pista offre molte opportunità di sorpasso. Le curve sono 17 in totale, 10 a destra e le restanti 7 a sinistra. E come sempre qui al mio fianco nella cabina di commento c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi Luca, non sei certo estraneo alla bagarre di curva 1. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Ci sono tre cose a cui bisogna dar conto, Carlo. Posizionamento, controllo e disciplina. Per prima cosa devi riuscire a ritagliarti un po' di spazio con la tua auto e assicurarti che tu abbia il tempo di reagire di conseguenza. Poi devi stare attento agli specchietti ed ascoltare i suoni che ti circondano per capire dove gli altri si trovino. Ed infine non peccare di avidità. Solo perché vedi un varco non vuol dire che devi sempre lanciarti. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. C'è Sergio Perez in pole position oggi, con Daniel Ricciardo a scattare dalla seconda posizione. Nel resto della griglia invece Verstappen, Bottas, Lewis Hamilton e Leclerc, l'uomo della pioggia. Siamo settimi ragazzi, ma veramente Norris, Magnussen, una griglia incredibile con decimo Mick, tante penalità e soprattutto le Mercedes Black e si gode. Alexander Albon e Romain Grosjean, Russell, Kvyat, Latifi e Lance Stroll chiude lo schieramento. Manca poco e le 5 luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. Ok, ci siamo, conto su di te, non deludermi. no, però cambiamo. Ok. Ok, io devi farla così. Soft, medium, soft. Perfetto. Qua stiamo leggermente più bassi. E le ultime gare che sono favorevoli per noi per fare i punti, perché c'è bisogno anche delle migliorie per ricreare, diciamo, i nostri cari e vecchi componenti del motore, perché abbiamo il motore migliore del mondiale. Guarda che bella la Mercedes nera, solita partenza devastante nel cume, che insomma abbiamo capito che su sto Formula 1 le partenze sono più semplici. Siamo quinti. Va, Dio. A posto, per fortuna nessun danno. Nel cume si butta, ma c'è Perez che gioca in casa. Mamma mia. L'ho persa, la riprendo. Ok. Mamma mia. Comunque ho notato una cosa, nei tracciati con grossi rettilinei facciamo cacao come soci, anche il Messico spacca. Peccato per Monza, ma vabbè, insomma, ha sbagliato il cume. Ok, andiamo forte, continuiamo così. Cioè, i tracciati veloci spacchiamo col motore che abbiamo. Cioè, noi ci siamo ritrovati col motore più forte del mondiale, raga. Cioè, solo il cubo può fare queste cose. Cioè, le Renault stanno volando, Renault e Force e le Racing Point dominano. Megoglioni. Adesso vediamo, aspettiamo i prossimi giri per capire. Tanto vedo pezzi partire dietro.
Ma comunque stiamo veramente portando a casa ottimi risultati. Abbiamo 4-5 ritiri. Dopo guardiamo, però oggi devo sfruttare anche il fatto che c'è prima una Renault e seconda una Racing Point, ragazzi. Cioè, è incredibile. C'è da dire che forse non tutti hanno messo le soft perché ha piovuto in Q3 e probabilmente qualcuno è rimasto con le intermedie. Ottimo secondo intermedio. Stiamo girando molto bene però, buon ritmo. Potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo Certo, nelle zone Valtteri è Valtteri, meno di un secondo dall'auto. Valtteri ci prova. Non avevo il motore mamma mia. Uff. Ottima difesa qua, ottima difesa del Cume. Però le dura. Meno male che ci sono tanti rettilinei. Per quello è una vergogna, sono veramente disgustato dalla FIA che vuole mettere i bastoni tra le ruote alla Comenda GP, che ha il motore più performante. Ma noi ce la faremo recuperare e non perdere neanche un pezzettino. Oh, c'ho come nostre stronzate, però nostre stronzate. Ottimo, qua recuperiamo tanto. Questo è il punto, veramente lo andiamo a cannone. Infatti il secondo settore è sempre il best. A parte, vabbè, il piccolo taglio. Andiamo un po' lunghi. Però il Messico è sempre stata una gara iper favorevole e con il motore così ancora di più. Ma ragazzi, ma Renault e vabbè, sempre Force India per me sarà. Mamma mia, però qua Bottas ci massacra. Qua Valtteri ci ha leggermente umiliato. È troppo bello per essere vero. Stanno arrivando un po' tutti adesso. Anche Max. Ma ci difendiamo molto bene dal Conte Max. Ma la Bottas ha rallentato di colpo. Problemi per Bottas forse? Questo è il nostro punto, questo è il nostro punto. Come si butta? Yes! Gran sorpasso, ci riprendiamo la posizione. Noi siamo per i tracciati veloci. Ci vorrebbe il vecchio Hockenheim, cazzo. Tra il 10° e il 12° giro la prima sosta. Guarda che bella la Mercedes nera, però ci sta umiliando. Adesso sfrutta il DRS la Mercedes. Ok, hai perso una posizione. Staccatona. Sotto di una. Oh yes. Sono fastidioso, ragazzi. Vedo che inspiegabile la Renault. Siamo quinti, abbiamo perso la posizione. Tanti in realtà solo uno. Ma tra poco toccano con la persa posizione su Bottas e Verstappen e la stiamo soffrendo anche su Gigi. Non riusciamo più a tenere il ritmo dei primi, non ce la facciamo più, è praticamente impossibile, raga, è un ritmo infernale, non capisco Ricciardo e Perez, quello no. È inconcepibile vederli così avanti, però ci può stare, Beppe. La finestra è aperta ma non vado subito.
Per il momento tiene ancora la monoposto. Vanno tutti ai box tranne Bottas. Verstappen si sta fermando per il pit stop. Ok, siamo secondi. Dai, spingi, spingi sto catorcio. L'è dura però, L'è molto dura. Ovviamente l'Erso non c'è più. Stavolta provo a ritardarla, non si sa mai che esce una safety car, o safety car, lascio sempre una scelta. E tanto abbiamo visto che quest'anno è uscita tantissime volte. Quasi sempre praticamente. Ok. Bello, questo è il mio settore, c'è niente da fare. Abbiamo le gomme veramente finite. Vado ai box al prossimo giro, non questo. E preghiamo. Bottas ai box, sono primo ragazzi, volevo godermi insieme a voi the first position. Mick è rientrato ai box. Mick ai box. Mick ai box. Adesso devo fare il giro perfetto, che mi deve portare dritto in pole position. Mamma mia che sbandata, le gomme dove sono? 75 megoglioni. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Mamma mia. 75, l'anteriore sinistra. È finita Beppe. Mamma mia, non la tengo più. Box in questo giro. Va bene. Ok. Box, box, box. Dai, una bella safety car adesso. Regalamela adesso. Niente. Peccato. Fuori Veloci, esce. veloci. E abbiamo perso posizioni. Abbiamo ancora una sosta da fare. Ultima sosta prevista. Mamma mia, che cazzo. Bello ragazzi, si sono fermati di colpo. O qualcuno ha problemi o qualcuno è in crisi gomme. Ne dobbiamo approfittare. Splendido, bella mossa. Qua non posso superarlo Hamilton perché mi ammazzo. Anche qua. Mamma mia. Mamma mia. Un pazzo. Ah, ma è pazza sta gara. Vado lunghissimo, forse sì, lungo. Bravo Gigi, ci ho provato. Ci ho provato ragazzi. Lasciatemi questo almeno. Lasciatemi rischiare. Spero che tutti hanno messo le soft. Farò molta fatica in sto stint. Ma l'ultimo stint può essere il mio. Ma tutto di colpo si sono fermati, Quelli che hanno una crisi gomme per quelli con le soft, con le medie. Però strategia un po' così, ne ho perso. Mamma mia.
Vai, 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 passa, passa. Non rischio l'alettone anche stavolta. Preferisco andare sull'erba, sinceramente. Ma è Magnussen che sta praticamente bloccando chiunque. Incredibile. Adesso bisogna capire, non penso... Vediamo se nessuno dei box, non vado neanche io onestamente, eh. Cazzo, andare per forza con le hard allora. Non ce le ho, non ho le medie. Porca troia. Mick è ai box per la sosta. Vai, Vabbè, vai ora. chiudiamo con le hard. Rivoluzionata la strategia. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi... Ok, ultima sosta, sicuramente possiamo tenere 16 laps. Siamo ottavi, pazzesco comunque, oh. Arriva sempre, in un momento o un altro arriva. Quest'anno è così. Nel senso che un altro anno, non mi ricordo se nel 16, forse F1 16, che è stato un anno dopo della safety car è uscita in tutte le gare quasi, addirittura su una gara 3 volte. Qua ce ne sono state 2 nella lotta. Dobbiamo superare Sainz che è il nostro rivale, ragazzi, il primo obietvivo. Visto che ormai ci siamo. No, che bruttissima partenza. 2,8 secondi. Brutta brutta. Ce la riprendiamo a forza. Adesso vediamo perché c'è in mezzo Raikkonen, Giovinazzi che dovranno fare la sosta. Quindi Alfa Romeo distrutte da questa safety car. Adesso devo essere bravo e calmo. Non fare l'errore di Austin. Ok, pare che la vettura dietro di te cominci ad avere problemi con il carburante. Approfittiamone nei prossimi giri. Devo trovare il pertugio. Come ci prova? Yes! Grande sorpasso questo. No, non sbagliarla così. Mamma mia. Ai box Ricciardo. Povero Ricciardo. Ah no, merda. Il povero Kume anche. Tutti a sandwich. Cazzo, però Sainz devo superarlo. No! Mamma mia. Macchina illesa. Ma Sainz mi ha superato Ricciardo, comunque crollato, poteva vincere la gara, che sfortunata la Renault. Noi siamo nella morsa di Sainz Junior. Maledetto, abbiamo una rivalità, non posso perderla con Sainz Junior. Non si può perdere la rivalità con Sainz Junior. Non è accettabile con Sainz Junior. Non è ammissibile con Sainz Junior. Sono messo anche meglio di prima. E infatti me lo faccio pulito, pulito, un po' lunghetto forse. Ma fotte sega. Devo stare molto attento però. Ok. I commissari hanno dato l'ok per il maledetto. DRS. Mancano ancora 11 giri. Non sarà facile. Devo dare tutto, Raikkonen avrà le gomme finite.
Presto dovrà fare un'altra sosta. Sia Kimi che Giovinazzi. No, 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 no. Per spingere troppo ho sbagliato. Per togliermi dai coglioni Sainz. Perché il primo obiettivo è stare davanti a Sainz Junior. Questa l'ho presa bene. DRS che ci allontana da Sainz Junior. Usare bene l'ERS qua, Quanto mi piacciono le gare veloci. Veramente abbiamo una grande possibilità. Ok, Giovinazzi, vai box. Giovi, ai box. Ma io sto allontanando Sainz Junior. Certo che non avere una cazzo di gomma media. No, bueno. Alcune informazioni su Perez. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Problema meccanico per Perez. Ci sta andando tutto da Dio e Perez è davanti a noi. Mamma mia, raga. Ma incredibile, incredibile. È la stagione delle cose incredibili. Kimi è sempre là. Però non mi fido, non mi conviene rischiare per andare ai box adesso. Ma problemi Perez. Problemi per Perez, si vede che va più lento. La safety car ha distrutto tiro, ragazzi. Perez ha seri problemi. Seri problemi per Perez. Mi sta proprio rallentando tanto, però. Dai, ho guardato un bel vantaggio sugli altri. Va in culo Perez. Con le medie, che sfiga. Poteva arrivare tranquillamente secondo. Eccolo qua, se me lo piglio. Boom. Ok. Podio, ragazzi, podio, ma qualcuno ci ama. È vero che nei tracciati veloci siamo forti, ma qualcuno ci ama. Si è ritirato anche tutti i pazzi per Giovinazzi. Attenzione, attenzione. Paura, vaffancuore. Attenzione, Ciao Giovi. più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi. E sta maturando un podio, che è un altro podio incredibile. Per carità. Siamo stati fortunati anche stavolta, safety car. Strategia comunque positiva da parte nostra. Carburante a sufficienza per altri 3 giri. E la portiamo a casa, non so come. Ma arriva un altro podio, il terzo stagionale. Tutte gare veloci comunque, a parte Monza che l'ho cannato male. Tanto vediamo qua le bandiere che non sono quelle italiane, però io voglio pensare questo. Vince Verstappen che riapre il mondiale, incredibile. Mondiale riaperto, solo in casa come succedono queste cose. Mamma mia, le carriere mondiali, pazze e paurose. Yes! Sì, siamo sul podio, ottimo lavoro. Il team si è impegnato tanto per tutto il weekend e questa è la miglior ricompensa possibile. Sainz pilota del giorno, ma non me ne fotte one cazzo. E il come bacia tutti. Una gara che ha dell'incredibile. Il pilota ha dimostrato un'abilità senza precedenti. Max ha recuperato punti, qua. Alla Red Bull. Che bello. Luca Filippi, parliamo di questa vittoria.
Cosa ha fatto la differenza? Credo si possa ridurre tutto a una prestazione impeccabile sotto ogni punto di vista. Non Bravo sbagliare Max. una curva, leggere il tracciato, applicare le giuste strategie di squadra. Non ne hanno sbagliata una e il risultato lo dimostra. Qua un quarto. Gran risultato. Grandi Renault, Ecco i veramente in vincitori forma. di oggi. Una Red Bull sempre più sugli scudi ha svolto anche stavolta un lavoro Che bello il eccellente. nero Di sicuro di la Bottas. scuderia può essere orgogliosa della vittoria. Champagne! E ancora la bandiera italiana. Incredibile però. Incredibile Cuba. Non ha senso, ma è così. Sarà un po' più facile il gioco, tanti lo dicono, ma non me ne frega niente. Io godo. Io devo divertirmi. Mai fatto questi risultati al primo anno come 90? Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Giravo Il distacco della classifica 1.19.8. si riduce dopo una gara Fastest, difficile non per il proprio leader. incredibile. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere Yes, il pilota del 73 gioco? punticini. Carlos Sainz ha dimostrato Costruttori, tutto o meno il uno Quello che dalla... apprezzo di lui è che riesce L'obiettivo sempre a sarebbe seguire riuscire ad le arrivare strategie di sesti, gara vediamo se è senza possibile in 2 gare. Mercedes Titolo costruttori mentre ufficiale, quindi altro titolo costruttori per la La gara è Mercedes. apparsa come una gara molto avvincente. Le tue impressioni? Hai avuto problemi con tutto quel traffico? Infatti. Un altro podio. Ti ci starai abituando. Sì, Power Unit è devastante, la nostra Power La Unit. scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Che poi è mia, quindi Quale dei reparti ha subito più colpi per via dei cambi per... no comment. Ottimo, ed è tutto. Ciao amore sexy, ciao. Madonna. Bella, bella, bella. Il mitico Sainz Junior. Manca una gara, abbiamo 2 punti di vantaggio, non male. Qua saliamo, boom, level 10. Anche la scuderia sale, Mick 7. Ok. Soldini arrivano. Beh, fine anno voglio un bel bonus, che devo superare devo superare la Racing Point. Il duello con la Racing Point per il 6º posto nel mondiale. Che stagione. Quanto mi sto divertendo, infatti sono già al Brasile. Ok. Gestisci sponsor. Cazzo. Allora, weekend 29, direi di no. Qualificati in P10 o meglio. Sì, beh, questo lo teniamo. Beh, senza sbattere la vedo un po' dura. Beh, guadagna 20 punti. Ottieni almeno un podio. Vai, riprendiamo i nostri. Sono affezionato ormai. Personalizza, livree. Ok, DB e ok. E siamo tornati con questo. A più F, A più F. Ok. Qua abbiamo il nostro Shark. Ora abbiamo Equita Oil, perfetto. AF, Shark, AF. Ok, boh.
piloti, qualcosa possiamo migliorare. Ci sono caschi nuovi. Vabbè, ma ormai vediamo il prossimo anno i caschi, sinceramente. Anche le tute ce ne saranno di nuove, sicuramente, di belle. Bella questa. Sì, ma facciamo tutto il prossimo anno ormai. Va bene. Qua c'è qualche livrea nuova. Niente di che. Ricerca e sviluppo, stiamo cercando di sistemare un motore. Cazzo, non ho soldi. Vabbè, devo fare in 2 gare 4 componenti. Speriamo bene. Mamma mia. Attività, allora. Vabbè, mettiamo a posto lui. Devo fare le punte risorse. Ok. Ok. Riavvia la produzione, mazzi, ok. Proprio adesso. Che culo. Ok, adattato, ci mancano 3, dai, pian pianino. E questo lo rifaremo più avanti. La priorità è rimettere il motore a posto perché... vediamo. Qua siamo ancora primi. Aerodinamica siamo terzultimi. E qua stiamo recuperando, ma capite perché vinciamo, facciamo bene nelle gare veloci con tanti rettilinei? Perché siamo ancora i più forti nel motore, infatti, andiamo a vedere. Allora, risultati stagionali. Cominciamo in Australia 11esimi, 9, 15esimi, 13esimi, 10esimi, 17esimi, 2 ritiri purtroppo, quinto, nono, secondo in Austria, vabbè, in circostanze paurose. Ritiro in Gran Bretagna, 12, quindi ritiri ne abbiamo 4, 12esimo in Ungheria, 9 in Belgio, 10º in Italia, 10º a Singapore, terzo in Russia, ritirato in Giappone, 7º negli Stati Uniti, quindi proprio un mondiale meraviglioso per il momento. Trofei ne abbiamo. Ok. Va buon raga, ci vediamo dopo le qualifiche del Gran Premio del Brasile.